Siamo con Stefano Pratini, capitano del Cottini Servizi Assicurativi. Dopo 7 sconfitte era importante tornare alla vittoria, l'avete fatto nel migliore dei modi. Adesso che sensazioni hai per i play-out? Allora, innanzitutto stasera sul primo tempo eravamo molto bloccati perché questo fattore delle 6 sconfitte, nonostante sapevamo avevamo fatto delle buone prestazioni soprattutto nelle ultime 2 o 3 partite, poi alla fine quello che conta sono i punti e noi non li abbiamo più portati, ci siamo ritrovati appunto in questa zona play-out. Quindi bloccati sull'1-0, partita un po' statica, poi l'1-1 un po' fortuito così, un po' la psicologia sta facendo dei brutti scherzi. Il 2-1 ci ha sbloccato, abbiamo giocato molto più tranquilli. Ora sì, abbiamo questi play-out da affrontare, probabilmente abbiamo matematicamente evitato il Mister Jeff, visto che poi la prossima partita la vinciamo a tavolino con i Pumas, e ci siamo ricompattati, siamo pronti per cercare di fare il possibile per rimanere in Serie A. Poi il campo parlerà, penso che ce la siamo meritata e ce la meritiamo e faremo di tutto per rimanere qui nella massima serie. Il fattore che stupisce è stato proprio quello di vedere un Cottini sempre attivo, sempre ben organizzato, nonostante le sconfitte, qualche volta sfortuna, qualche volta pochi cambi, ma in generale sempre una squadra pronta a dimostrare il suo valore. Non è stato facile sicuramente dal punto di vista soprattutto psicologico restare uniti, giusto? Sì, diciamo che appunto si notava in campo molto nervosismo, anche perché noi siamo consapevoli che abbiamo una squadra forte, però poi ecco, molta sfortuna, il primo gol sotto l'incrocio con l'Italia sulla prima palla concessa e diciamo non siamo stati aiutati dalla fortuna e quindi un po' psicologicamente l'abbiamo risentito. E adesso ci siamo sbloccati, tanto ormai eravamo consapevoli del nostro cammino che era quello per i play-out. E speriamo che si incastrano dei risultati in un certo modo, che magari questa è stata l'ultima partita, altrimenti siamo pronti per giocare con chi ci capita e cercheremo di vincerla. Grazie mille.